Ecco, lei oggi, avvocato Arnone, ha reso pubblica una memoria difensiva già pronta, nel cui ambito lei sostiene di dimostrare la totale estraneità rispetto alle ipotesi di reato che le sono contestate. Io vado al di là, non dimostro soltanto la estraneità alle ipotesi di reato, dimostro la totale bizzarria del capo di imputazione che mi è stato elevato. Dagli atti di indagine della Procura emerge con chiarezza che l'unica cosa che io ho fatto è avere aiutato costantemente la signora Di Marco in questione e in quella mattina l'ho aspramente rimproverata perché voleva rinunziare ad una quota dell'eredità che serviva per i suoi figli. Tutto questo è ampiamente provato. La Procura entra in gamba tesa nella campagna elettorale, questo è un giornale a me avverso, dalla prima all'ultima parola di questa settimana la prima pagina è dedicata a me e l'articolo più importante è dedicato a questa entrata a gamba tesa della Procura. Pagina 3 del giornale è totalmente dedicato a me e tutta questa parte è dedicata ancora una volta a questa strambalata inchiesta della Procura di Agrigento. Per completare il quadro anche questa parte della seconda pagina è a me dedicata. Allora io ho la necessità di chiarire all'opinione pubblica che la Procura di Agrigento, che per altri versi apprezzo, stimo, ha una sorta di complesso oggettivo, quello di volere dimostrare a tutti i costi che non è amica di Arnone, e lo fa con iniziative che sono strambalate e bizzarre. Nella memoria io ricordo, i telespettatori ora rideranno, che il procuratore capo ha aperto a mio carico un procedimento, che poi lui stesso ha archiviato, per oltraggio a magistrato in udienza. Io l'oltraggio l'avrei fatto al quinto piano, davanti ad un ascensore, rilasciando un'intervista ad un'emittente televisiva locale che non eravate voi. E peraltro nell'intervista io parlavo di Walter Veltroni e dell'impegno antimafia di Walter Veltroni. Il magistrato più vicino a me stava 3 piani sotto. Ora, quell'utilizzo di quel procedimento penale è servito soltanto a scrivere una serie di valutazioni totalmente gratuite e negative nei miei confronti, poi date alla stampa. Ora, la Procura della Repubblica deve fare il suo lavoro, deve farlo bene e non deve preoccuparsi se la gente dice che sono amici o nemici di Arnone. E se ci comportiamo in modo corretto evitiamo una serie di problemi. Oggi mi toccherà spiegare tutti gli errori gravissimi che contiene quel capo di imputazione. Concludo. Ovviamente sfido tutti i giornalisti che hanno alimentato questa vicenda, per usare un eufemismo, a venire alla conferenza stampa. Risponderò a tutte le domande sull'inchiesta, metterò a loro disposizione la querela della signora e il capo di imputazione. Avremo modo, credo, proprio di divertirci.